Nuovo caso di chikungunya in Veneto, stavolta nel Bassanese. A renderlo noto è l'ULSS 7 Pedemontana, il cui servizio malattie infettive, igiene e sanità pubblica ha preso in carico un paziente residente nella zona di Bassano che aveva sintomi riconducibili alla malattia. Non si tratta però di un caso autoctono, fanno sapere dall'azienda sanitaria bassanese, ovvero la cui origine è riscontrabile sul territorio perché il paziente era di ritorno dall'estero e già in via di guarigione. Le analisi ematiche dopo la visita per motivi precauzionali hanno confermato la diagnosi, ma la persona colpita non è stata ricoverata perché in buone condizioni di salute. L'arbovirosi all'onore delle cronache in questo periodo dopo i 2 casi riscontrati in Veneto su altrettanti pazienti che non erano stati all'estero di recente, segno di un'infezione rimediata dopo una puntura di zanzara sul territorio regionale. La chikungunya è infatti una malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori che viene trasmessa all'uomo da zanzare infette, ma che non può essere trasmessa da persona a persona. Ha un'incubazione variabile di una settimana circa, poi si manifestano improvvisamente febbre e dolori alle articolazioni, tali da limitare i movimenti dei pazienti. Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento, rash cutaneo. Il dolore alle articolazioni è spesso debilitante, generalmente dura alcuni giorni, ma può anche prolungarsi. Nella maggior parte dei casi non lascia danni permanenti, ma a volte il dolore può durare per mesi o addirittura anni. Non esiste una cura specifica e l'unica prevenzione è nei confronti del vettore, ovvero la zanzara tigre.